Oggi si riunisce per la prima volta in Regione Veneto il tavolo regionale sui grandi carnivori, in particolare in discussione per la presenza del lupo nella Lessinia, ma anche adesso sull'altopiano di Asiago. Adesso il problema esiste. Meglio tardi che mai. L'assessore Pan si è accorto che la presenza dei lupi sull'altopiano di Asiago sta provocando danni e scatenando preoccupazioni. Appena un mese fa parlava di disinformazione. Evidentemente le foto e i video, l'ultimo immortale addirittura un lupo in centro a Gaglio, lo hanno convinto. Visto che fino a questo momento non ha voluto andare in montagna, la montagna, come abbiamo anticipato, è andata dall'assessore a Venezia per chiedere una soluzione al problema. Il rischio è che tra poche settimane i malgari non riaprano le malghe, i danni per l'economia sarebbero incalcolabili. Il rischio di perdere capi d'allevamento è reale. Siamo molto preoccupati per l'arrivo in maniera massiccia di questi predatori, di questi lupi. Siamo preoccupati soprattutto per i nostri malghesi che all'anno, ricordo, danno un gettito alle casse comunali di circa 1 milione di euro e che se questi malghesi decideranno, in virtù del lupo, di non caricare le malghe, noi avremo questo dato negativo a livello economico. E poi mi rivolgo anche a quei 350-400 posti di lavoro che stagionalmente sull'altopiano, proprio nelle malghe, trovano sfogo e trovano reddito. Pan ha garantito che la Regione pagherà le recinzioni elettrificate, fornendo a chi ne farà richiesta dei pastori maremmani addestrati al controllo delle mandrie e dei greggi. Rimanda al governo qualsiasi altro tipo di intervento. In questo momento la legislazione nazionale e europea difende il lupo, noi stiamo anche prevedendo una modifica della legislazione nazionale, ma questo sarà un percorso politico più lungo e naturalmente avrà bisogno di una serie di consultazioni sui tavoli nazionali a Roma. Il periodo dell'alpeggio si avvicina, i lavoratori dell'altopiano non possono aspettare i tempi biblici della politica. Rinnoviamo l'invito a Pan, salga in altopiano e si confronti con i diretti interessati. Poi eserciti le dovute pressioni.